Dalla Palla Minardi di Ragusa va in scena Virtus Ragusa Futsal contro la capolista Statte. Sì. Palla lunga direttamente per Alves che va giù e c'è la fischiata arbitrale. Taina pronta alla battuta. Questo calcio di punizione, vediamo il destro del capitano che diventa un assist e poi c'è il palo clamoroso colpito da Filomeno Otmani. Adesso manovrano con Renatigna per Soldevilla, va Renatigna, salva Nagy con Renatigna il pallone, poi controllato quasi a centrocampo da Ragusa, ancora Renatigna. La sua azione è assolutamente travolgente. Attenzione, vediamo qui cosa ci sarà. Probabilmente intanto l'ammonizione per Taina e poi supponiamo il calcio di rigore. Soldevilla, il destro lì dove Nagy non può arrivare. Conclusione di Ceci che libera il sinistro. In particolare per Nazza per ultima una deviazione col piede fondamentale, per quanto impercettibile. Renatigna beffa sì. Tutti. Come si suol dire, non sono queste le partite da vincere, però Ragusa ci deve provare con tutte le proprie forze e qui trova il gol. Ancora Renatigna in attacco, palla per Botima che poi trova non trova incredibilmente il gol. Taina dentro per Alves, il sinistro ci arriva Margarito, va Alves, libera il destro, la ribattuta e poi per Nazza che si trova il pallone, è buono. Ragusa che può andare alla battuta a rete, Rebe a lanciare Taina, bellissimo il colpo di tacco a liberare Alves che poi cerca ancora Taina e la rete di Ragusa. Assoluto capolavoro di Ragusa. La battuta in porta, cercano un fallo di mano. Purtroppo di Pernazza. E c'è il fallo di mano, sì. Va Soldevilla e mette alle spalle di Nagy. E allora Statte che torna in attacco ma solo temporaneamente. Rebe tenta ancora una volta e attenta due volte. Dai e vai con Taina, Ceci è già dall'altra parte, libera il sinistro, Taina ci arriva. È un'azione che si conclude poi con il gol di Botima. Renatigna per Mansueto, scontra con Nagy, c'è il quinto gol. Serve Renatigna, si accentra e tira immediatamente di destro. Poi prende il pallone per Nazza e si invola in contropiede, ancora per Nazza può andare alla battuta e il gol di Ragusa. E zittisce tutti Ana Alves. Per Rebe cerca il tacco, Matranga velocissima. Taina salva tutto. Il pallone, Renatigna, attenzione, Ragusa difende fino alla fine, Nagy torna in porta. Anche comoda, finisce 3-5.